non freddo per il periodo, infatti le massime raggiungeranno anche i 12 gradi durante il giorno. Ventilazione debole ovunque, Mar Ligure poco mosso. Rimanete sempre aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo. Babboleo News, economia e finanza. Con sottoscritto Fabrizio Valenza, con professor Marco Cassinis, esperto economista. Ben trovato, professore. Buongiorno Fabrizio, buongiorno agli ascoltatori e alla nostra ospite. E la nostra ospite, che è Alice Salvatore, la consigliera comunale regionale di Movimento 5 Stelle. Ben trovata. Grazie, buongiorno. E benvenuta. Allora, oggi cominciamo così. Soldi, quanti soldi? E poi noi parliamo sempre di soldi, professore. Sempre. E di soldi e delle sue carte di credito. Esatto, che tendono sempre a posticipare il pagamento. Perché siamo fatti è proprio così. quello che io aborro, questa italianità che tende a far debiti, a posticipare gli impegni. Non deve andare così. Sentiamo invece qualcuno che i numeri li dà li dà bene, che è la Banca d'Italia. Nei primi 9 mesi del 2019 l'economia ligure ha ristagnato, senza sostanziali differenze tra industria in senso stretto, servizi e costruzioni. Ma mentre per l'industria e i servizi si tratta comunque di un'interruzione della crescita, per le costruzioni è un segnale positivo, data la precedente fase di debolezza. Il rallentamento economico si è ovviamente riflesso sul mercato del lavoro, dove è marginalmente diminuito il numero di occupati, in controtendenza rispetto alla media italiana. L'offerta di credito alle imprese si è mantenuta distesa. Il calo dei prestiti bancari ha riflesso invece la debolezza della domanda, determinata dalla fase ciclica, da una spesa per investimenti in impianti e macchinari cresciuta di poco e dall'utilizzo di forme alternative di finanziamento da parte di alcune grandi imprese. La voce di Marina Vallone, Banca d'Italia. Sì, direttore della Banca d'Italia, sede di Genova. Ok, fin qua appunto sul contesto generale dell'economia ligure nel periodo. Ecco, vediamo su una parte di settore invece. Nel terziario ligure dobbiamo ricordare in positivo l'aumento del numero di transazioni di immobili residenziali e la tenuta del settore commerciale, che ha beneficiato anche dei maggiori sbarchi di crocieristi. Sono invece diminuiti, anche se leggermente, gli altri flussi turistici, così come pure la movimentazione portuale di merci, che ha risentito del rallentamento del commercio mondiale e soprattutto del rallentamento economico dell'intero nord-ovest. Sono buone notizie? Circa, nel senso che paradossalmente era andata meglio fino al crollo del ponte, certamente, e poi anche successivamente, nonostante tutti i disagi e i blocchi economici conseguenti a quella tragedia. Con l'anno nuovo, forse per un contesto anche più difficile a livello italiano e di export, anche l'economia ligure ne ha risentito. Forse va un po' meglio, nel senso non che vada bene, ma che si è fermata la discesa sul comparto dell'edilizia. Le crociere, il discorso di Genova, città del mare, funziona bene, e quindi questo è un tema magari su cui ci può dare una visione anche il nostro ospite, ecco. Sì, sicuramente c'è moltissimo da fare nel creare delle attrattive che poi diano un ritorno economico direttamente anche alla città, altrimenti c'è il solito rischio che i crocieristi arrivano, però poi vanno altrove, vanno da qualche altra parte per avere un riscontro, ad esempio con il centro commerciale di Serravalle. Insomma, diciamo che Genova ha una storia straordinaria, così tutto il territorio della Liguria, parlando anche dell'entroterra, i paesi sulla costa naturalmente, ma io credo che ci voglia un maggiore impegno da parte di Regione Liguria, da parte dei comuni interessati, nel creare un'offerta, una promozione in modo tale da raggiungere il crocerista quando è ancora in nave e creare un'offerta, quindi ad esempio una mappatura di quelli che sono i luoghi storici, i locali storici, i luoghi che trasudano della nostra cultura, non soltanto culinaria, prodotti tipici, ma anche proprio quella della grande storia che c'è sul nostro territorio, e sicuramente in questo modo avremo la possibilità di trarre un maggiore vantaggio da questo turismo di massa, che sicuramente non è la forma che auspichiamo in una visione di equilibrio rispetto a natura, ambiente e anche proprio la stessa urbanistica. Vorrei che ci fosse anche una maggiore attenzione nel turismo diffuso e sostenibile, che al contrario di quanto si possa pensare in realtà porta dei risultati più duraturi nel tempo e un maggior ritorno economico.
Non pensa, se posso, che il modello Milano da questo punto di vista, io forse perché sono milanese ma anche a livello macro cito spesso Milano, anche perché ho visto che ultimamente Genova e la Liguria ha fatto tanti passi avanti, ma che il modello Milano tra real estate e grandi eventi, oltre ad un traino industriale forte, penso al mobile, al design, alla moda, sia un qualche cosa a cui Genova potrebbe tendere? Assolutamente sì, infatti uno dei motivi principali della situazione di ristagno, diciamo, ligure, genovese, ma in generale proprio della Liguria, è la mancanza di assunzioni. Andrebbero innanzitutto creata maggiore occupazione e poi rispetto al modello milanese noi abbiamo possibilità in alcuni quartieri e luoghi di riqualificazione di creare proprio degli appuntamenti fissi, come può essere il Salone del Mobile, come è già per noi l'Acquario di Genova, e sto parlando ad esempio del quartiere fieristico genovese. Immaginiamo se noi lì riuscissimo a introdurre, questa è una proposta che noi del Movimento 5 Stelle facciamo, una mostra permanente dell'Euroflora alla Fiera di Genova. Sicuramente allora, noi creeremo... Se posso... a parte che forse sono più gli stati di crisi, Euroflora è uno di quegli ambiti, o meglio il mercato dei fiori, ne abbiamo parlato in più occasioni, che ormai probabilmente la Liguria ha perso come capacità, perché bisogna chiedersi perché. Per dumping, per qualsiasi questioni di trasporto, ne abbiamo parlato, cioè invece che spedire dalla Liguria si spedisce dall'Olanda. Però il problema è che c'è stato un calo nell'investimento di questa manifestazione, così come allo stesso tempo nel quartiere fieristico, anziché pensare di introdurre centri commerciali e grande distribuzione, come di fatto sta facendo adesso il sindaco Bucci, mettendo peraltro a rischio tutto il tessuto commerciale della Foce e del centro, si potrebbe fare un polo della nautica da diporto, delle manifestazioni, delle mostre stabili, anche come il Salone Nautico. Perché farlo solamente un appuntamento all'anno, che tra l'altro anche lì a causa di minori investimenti, minore attenzione, è andato via via scemando, e adesso in un momento comunque di criticità, perché ci sono altri saloni che hanno preso il sopravvento e fanno concorrenza. Ma il problema è a monte, bisogna fare gli investimenti e creare questi appuntamenti fissi che diventino un polo d'attrazione, così come lo è, ripeto, l'Acquario di Genova. Questo si può, basta fare della pianificazione. Si parla di economia, di società, di finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Lo si fa con Alice Salvatore, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e lo si fa parlando dei nostri stati di crisi. Quali sono questi stati di crisi, professore? Ma ce lo dice il nostro ministro Patuanelli. Non posso dire che sia un piacere venire a riferire su situazioni di crisi aziendali. Ilva, anche se recentemente ho reso informativa in quest'Aula, Alitalia, che sono certamente due dei tavoli più complessi che stiamo cercando di gestire. Che sono quelli nazionali, ma anche un po' di territorio, poi c'è qualcosa anche segnatamente sul nostro territorio. Qualcosa di buono forse è la soluzione di due situazioni che sono Banca Carige, che ormai sembra prosegua per il meglio anche sul tema dei licenziamenti o uscite concordate, forse qualche cosa è andato bene, quindi speriamo si prosegua, perché una banca del territorio è certamente una cosa importante. E l'altro è il discorso di Piaggio Aero, che in questo caso soprattutto grazie alla politica, perché gli appalti, i lavori che sono arrivati sono di tipo pubblico. Su questo tema un commento: io auspicherei che invece di metterci 1 anno o 2 anni per delle cose che sappiamo vadano fatte, perché qui non è una sovvenzione ma magari una spinta in un momento difficile, forse sarebbe stato meglio, ecco. Sì, io vedo che c'è un'attenzione e un intervento da parte del pubblico, da parte del governo, molto precisa e puntuale, cioè non si sta lasciando nessuno indietro. C'è l'intervento per Carige, c'è l'intervento per Aereo Piaggio Space. Sicuramente anch'io concordo che bisognerebbe velocizzare i tempi in modo tale da consentire questa ripresa che noi tutti stiamo aspettando. Un altro tema però importantissimo per la Liguria, per Genova, per tutti i comuni liguri, è quello dei trasporti. Parliamo di messa a rete di
trasporto pubblico, noi non abbiamo un servizio integrato che funzioni realmente. Ad esempio a Milano, visto che lei è milanese, c'è il parcheggio di interscambio Famagosta che consente alla persona di arrivare in città con la propria vettura, dopodiché usufruisce di un servizio pubblico regolare, frequente, che consente di girare per tutta la città serenamente, senza il problema ecco, del... io vengo in treno, quindi qui ho risolto. Bravissimo. Poi un tema per quanto riguarda Carige, mi sembra che l'intervento più che del pubblico sia stato dei privati, nel senso a livello istituzionale sono state messe a sistema determinate situazioni, ma i soldi non li ha messi il pubblico. Caso differenza è stato Montepaschi, si vedrà adesso l'uscita dello Stato. Una battuta su Alitalia, nel senso che abbiamo il ministro De Micheli in questo caso. Tendo ad essere molto discreta su questo argomento, ma anche molto determinata. Per la parte che mi compete, in accordo con i colleghi di governo, stiamo facendo tutto quanto è possibile ed è coerente con il nostro ruolo. Oggi ho utilizzato queste parole che vi confermo sono realisticamente ottimista. Insomma, queste di qualche giorno fa, mi sembra siamo all'8ª proroga e 9 miliardi di euro di nostre tasse che stanno sostenendo all'Italia. A volte tagliare credo che sarebbe l'unica soluzione, ma anche una cosa corretta per chi paga le tasse. La soluzione, se posso, sul tavolo oggi non mi sembra che stia avanzando. Io credo che nel caso di Alitalia ci sia un problema anche legato ai partner che sono stati inseriti nel pacchetto Alitalia, che stanno creando effettivamente una serie di difficoltà. Parlo dei Benetton, che purtroppo avanzano dei momenti, delle battute d'arresto rispetto a quelli che sono gli accordi che sono stati presi. Ecco, sul tema dei Benetton io sono convinta che il nostro governo dovrebbe andare avanti senza timori rispetto al discorso Alitalia, senza lasciarsi, come dire, coinvolgere da timori che riguardano quel tema, sulla revoca delle concessioni, sulla revisione, ma io parlo proprio di revoca delle concessioni autostradali, perché è notizia ancora di ogni giorno che emergono sempre più scandali da parte della procura, che sta giustamente indagando, investigando, sulla cattiva gestione da parte dei Benetton, da parte di Autostrade per l'Italia, di quella che è la sicurezza sul nostro territorio. Però scusi se posso, perché qui non è il tema, cioè la questione Benetton a parte è che non mi pare ci sia la fila per entrare in Alitalia, quindi scansiamo in questo caso il singolo potenziale investitore. Non ci sono investitori interessati e come altre situazioni di crisi non mi pare che ci sia la fila per venire a investire in realtà che hanno delle difficoltà di personale, di riorganizzazione aziendale, di indirizzo strategico. Cioè se le aziende non vanno, le questioni sono complicate e non parlo di temi politici, cioè certo. Quindi non è una questione 5 Stelle sì, o altre. Certo, io cioè, sono a favore l'Italia comunque... ha un problema di strategia industriale. È un grosso problema da decenni, sì. Perché non ci sono veri e propri piani industriali e infatti i risultati li stiamo vivendo sulla nostra pelle. Io Entro a gamba tesa, certo. Per interrompervi. Un minuto di notizie sì. dalla Liguria, poi torniamo a parlare di economia, di società e finanza con la nostra ospite Alice Salvatore, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Gio Squillo, Giusy Versace, Francesca Carollo, Pinky vi aspettano domenica 24 novembre alle ore 15 in Piazza dei Ferrari al Wall of Dolls, il muro delle bambole contro la violenza sulle donne, e alle 18:30 all'Arena Albaro Village con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, insieme per rompere il muro dell'indifferenza e dire no alla violenza sulle donne. All'Ipercoop il Black Friday dura 2 settimane. Fino a lunedì 2 dicembre vieni a scoprire le promozioni della settimana. Kiway, Saucony, Napapiri, Samsung, Voiello e tante altre grandi marche a prezzi imperdibili. Iniziativa valida in tutti gli ipermercati di Coop Liguria. La mia porta è forte, bella, l'ho comprata da Podella. Se la porta vuoi più bella da Podella devi andare. Vieni a vedere come realizziamo la tua porta blindata nella fabbrica di via Borzoli 96. Di tutte le misure, per ogni gusto e a prezzi imbattibili. Showroom in via Montecchi, angolo via Siffredi a Genova Sestri Ponente. Podellaporte.it. La tua sicurezza a prezzi di fabbrica. Babboleo News. Cosa succede in Liguria?
La salvaguardia dei livelli occupazionali su Genova e la prosecuzione del progetto di riqualificazione dello stabilimento di Cornigliano sono le garanzie che il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno chiesto e sono andati a chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico. È unanime l'intendimento, come ha votato il Consiglio regionale, che l'Italia non possa, unica potenza del G8, privarsi del ciclo integrato dell'acciaio e rinunciare agli altiforni. Abbiamo 1300 lavoratori, ha sottolineato Toti prima di entrare al Ministero, che devono essere assorbiti da ArcelorMittal secondo gli accordi del 6 settembre scorso. La fabbrica deve continuare a lavorare. Si è chiuso ieri l'accordo tra sindacati e Banca Carige sul piano industriale 2019-2023. Le uscite di personale, tutte con prepensionamenti e pensionamenti volontari, saranno 680, la metà rispetto ai 1200 previsti nel piano industriale di febbraio. La giunta comunale di Palazzo Tursi ha deliberato la proposta di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Il documento sarà all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. In caso di parere favorevole da parte dell'Aula, il conferimento da parte del sindaco Bucci si terrà domenica 24 novembre durante il premio Primo Levi a Palazzo Ducale a partire dalle 17:45. Babboleo News, economia e finanza. Con me Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassinis e con Alice Salvatore, capogruppo regionale Movimento 5 Stelle. Vi ho interrotti intervenendo anche a gamba tesa su un discorso che riguardava un po' il retroterra che si dovrebbe creare alle imprese per fare impresa serenamente e non fare i salti mortali. Ma sì, allora, questo è chiaro. Credo che in questa fase di governo o di governi, perché per me è una cosa che impatta un po' su tutta la politica, siano venuti al pettine i nodi di 30-40 anni di mancate strategie di politica industriale. Parlavamo prima con la relazione della Banca d'Italia anche il tema dell'edilizia. Quello è uno dei filoni che, se parte, mette in moto mezza Italia. Sentiamo un attimo l'intervento del Presidente del Consiglio Conte di qualche tempo fa. Ho già annunciato la determinazione quindi di aprire un tavolo straordinario per la crisi del settore edile. Lo faremo con i ministri competenti, con la ministra De Micheli e il ministro Patuanelli. Dobbiamo lavorare con voi per capire meglio come operare più efficacemente. Non c'è chiusura da parte del governo, non troverete chiusura al dialogo opposizione. Noi siamo compagni di viaggio per rendere questa Italia più efficiente nelle strutture, più moderna, più verde, più aperta al futuro. Grazie. Al quale io aggiungerei le dichiarazioni del presidente dell'ANCE Gabriele Buia. Dopo più di un anno che abbiamo chiesto, non siamo ancora riusciti ad aprire un tavolo di crisi di settore. Abbiamo bisogno di un tavolo interministeriale per affrontare di petto tutti i problemi che esistono e gravano sul mondo delle costruzioni. Certo, l'instabilità politica interna, 4 governi negli ultimi 3 anni, non ha giocato a nostro favore, perché è una continua ripartenza. La politica cambia, ma i problemi restano, e tutti purtroppo. So benissimo che nessuno ha la bacchetta magica, ma ora chiediamo più attenzione al settore e un forte impegno del legislatore per risolvere i problemi atavici del mondo delle costruzioni. Tanti ancora sono i colleghi e gli amici che si sono dovuti arrendere, lasciando a casa centinaia di migliaia di lavoratori nell'indifferenza e nel silenzio generale. Ma quante Alitalia, quante Ilva, quante imbraco abbiamo causato nel mondo delle costruzioni e nessuno se ne è accorto. Perché giustamente insomma ci sono grandi aziende che attirano tutta l'attenzione, ma nel frattempo sono tutto quelle voci sottobosco che non riescono a farsi sentire. Il mondo dell'edilizia è crollato radicalmente. Questo è partito con la crisi 2011-12, con l'intervento governo Monti, che ha cercato di tappare delle falle che avevamo, magari non nel modo più corretto su questo tema, perché la casa tra l'altro era il salvadanaio delle famiglie italiane, quindi casa da un lato, quindi mercato immobiliare, e casa come edilizia. Su questo credo che lei sia molto attenta. Assolutamente, credo anche che ci siano 2 settori fondamentali per il nostro territorio che possano rilanciare l'edilizia. Sto parlando della manutenzione e della messa in sicurezza del territorio. Sono dei settori ad alto moltiplicatore occupazionale. A questo va aggiunto che nella manovra finanziaria economica del governo è previsto finalmente il taglio del cuneo fiscale, che dal 2020 al 2021 porterà ad una riduzione, un taglio di 500 euro a lavoratore,
che darà quindi sollievo e possibilità di procedere con maggiori assunzioni. Io non so se ci sia questa certezza sul taglio, nel senso che poi vedremo, parlando della finanziaria, l'evoluzione, nel senso ci arriviamo farà un passaggio. Vediamo un paio di occasioni. Noi abbiamo parlato di alcune manifestazioni, fiere di settore su Milano, Salone del Franchising e Aosta. Abbiamo alcune testimonianze che possono essere utili. Giovanni Farese è il general manager di Webidoo. Webidoo è la prima digital company a sviluppare un progetto retail in franchising per costruire una capillare rete di vendita in store per i propri servizi digitali. I Webidoo Store sono in grado di colmare le lacune delle web agency tradizionali, offrendo notevoli vantaggi sia per i franchisee che per i clienti finali, come ad esempio una farm centralizzata per le attività di post vendita, un customer care evoluto, soluzioni tecnologiche avanzate e sempre aggiornate, bassi costi di gestione, riconoscibilità del marchio, ma soprattutto una strategia di marketing vincente per attrarre nuovi clienti. La nostra azienda sta crescendo molto velocemente e siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti che possano entrare all'interno del nostro team, e la Liguria è un'area che ci interessa molto perché è un territorio ricco di piccole e medie imprese, e infatti anche sul territorio ligure siamo alla ricerca di professionisti che vogliono aggiungersi al nostro team nel ruolo di consulenti digitali per supportare appunto le piccole e medie imprese ligure nei processi di digital marketing e di digital transformation. E poi c'è Alberto Nanni, che è responsabile sviluppo Liguria, Emilia e Toscana di Carrefour. Noi siamo un'azienda presente in tutto il centro e nord Italia, abbiamo stretto importanti accordi di master franchising per essere presenti da gennaio 2020 anche in altre regioni del sud Italia. Carrefour è un supermercato di quartiere, vendiamo generi alimentari e soddisfiamo le esigenze quotidiane dei consumatori, diventando spesso riferimento con i servizi che offriamo, lavanderia, consegna a domicilio, pagamento bollette. L'affiliazione in franchising con Carrefour Express richiede una royalty estremamente bassa. Vi lasciamo margini tali da rendere particolarmente profittevoli le attività, e i nostri negozi hanno la produttività metro quadro più alta d'Italia. I nostri punti di forza sono la vicinanza al territorio e la capacità di assistere il nostro affiliato, oltre che la solidità e l'esperienza di un marchio internazionale conosciuto in tutto il mondo per la sua qualità. Nel fare impresa, la maggiore difficoltà che incontra il nuovo imprenditore è la mancanza di visione prospettica, di medio e lungo termine. Noi aiutiamo a svilupparla, occorre prevedere e anticipare gli eventi positivi e negativi. La Liguria per noi è importantissima. Siamo presenti con oltre 100 negozi e abbiamo intenzione di crescere ulteriormente. Cerchiamo quindi imprenditori che vogliono unirsi a noi in questo percorso, giovani e meno giovani, che accettino le sfide che ogni giorno ci propone il mercato. Queste sono voci dal Salone del Franchising. Sì, l'attenzione per il nostro territorio c'è, queste sono situazioni sia magari per il giovane, ma anche collegate proprio al lavoro che vuol partire. Il tema del web è certamente importante, opportunità lavorative, ma anche in una maniera più strutturata. Se parliamo di Carrefour, realtà che puntano su questo territorio, vediamo un'azienda che invece dallo spezzino ha già raggiunto notevoli traguardi. Franco Costa di Costa Group. Costa Group si occupa di arredo e ci definiamo alta sartoria del cibo. E da poco si è svolta la Fiera Aosta, dove abbiamo ottenuto un risultato clamoroso con oltre 850 richieste. Facciamo eventi da oltre 40 anni e riteniamo gli eventi fieristici il top del nostro lavoro. Nel 2020 le nostre fiere ora si concentrano su European, Euroshop a Düsseldorf, European a Parigi, Euroshop a Düsseldorf, e una partecipazione al SIGEP, oltre naturalmente una fiera negli Stati Uniti dove invece stiamo puntando molto. Dal punto di vista imprenditoriale noi semplicemente lavoriamo e lavoriamo divertendosi. E semplicemente essendo originali e facendo attenzione al bello reso facile. Secondo me la politica in Italia farebbe bene a non intervenire e soprattutto a non interferire, visto i risultati che quotidianamente abbiamo davanti e impediscono fare impresa in questo paese. Abbastanza critico Franco Costa. Abbiamo un minuto e mezzo che così, giriamo, dedicherei alla nostra ospite. Queste aziende, le piccole e medie imprese e le grandi poi sono insomma la faccia della stessa medaglia. Cosa diciamo? In realtà no, serve assolutamente un aiuto, un potenziamento per la piccola e media impresa, quindi assolutamente condivisibile e nobile l'intento di dare un supporto per espandersi e utilizzare l'e-commerce, quindi il potenziamento digitale di tutti quelli che sono i punti vendita degli esercenti delle piccola e media impresa. Questo è importantissimo. Invece
sono molto meno affascinata e interessata, diciamo, al mondo della grande distribuzione, che diventa poi un competitor inarrivabile invece per i piccoli e medi imprenditori del nostro territorio, che hanno un valore importante dal punto di vista sociale e anche ambientale, perché sono dei presidi sul territorio che garantiscono socialità, flusso di persone per le strade, e quindi anche è un contrasto rispetto a processi di desertificazione dei quartieri, microcriminalità, allora, eccetera. concordo su questo, però sa che c'è un problema aziendalmente parlando, cioè se uno fa impresa, i costi ci sono, i costi dei dipendenti sono molto alti, il costo fiscale, la tassazione è molto alta. Io sto sentendo tanti piccoli negozi di vari ambiti che dicono: tra una cosa e l'altra abbiamo fatto 2 conti commercialista, ci conviene chiudere. E questo è e farci assumere assurdo. dalla grande distribuzione. E questo è assurdo, va assolutamente cambiato. Lì sì che deve intervenire la politica nella riduzione di queste tasse e semmai nell'introduzione invece di tasse per i grandissimi gruppi, parlo dei colossi del web, e anche questo è nel progetto di questa manovra finanziaria, finalmente l'introduzione della digital tax per tutti quei colossi che fanno una fatturazione annuale superiore ai 750 milioni. E finalmente, insomma, avremo degli introiti, delle entrate in modo tale da poter quello poi è un reinvestire. punto su cui credo tutta la politica sia d'accordo, perché però bisogna farlo oltre certo, a essere d'accordo. Quindi E poi magari mettere mano alla giustizia per avere una giustizia certa, veloce, rapida, che incentivi anche gli stranieri a venire a investire in Italia e quindi alzare anche il livello, il PIL e l'occupazione. ce ne sarebbero veramente tante di cose da fare, quindi io spero ci sia il tempo, perché qualcuno l'ha detto, 4 governi in 2 anni poi è un problema, si riparte sempre da zero, l'ha detto forse Lance in questo senso. Beh no, una continuità comunque c'è rispetto ai progetti, programmi che sono stati portati avanti nello scorso del governo Conte 1, diciamo. Il fondo salva stati? Alla continuità? Su questo no, forse no, però diciamo che il tema invece di rilancio per le piccole e medie imprese non deve vedere assolutamente battute d'arresto, anche perché è il polmone dell'economia in Italia e quindi sarebbe folle non investire su quello. Grazie Alice Salvatore, capogruppo regionale Movimento 5 Stelle, grazie professor Marco Cassinis. Economia, società e finanza ogni settimana su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Alla prossima. Grazie. Scegli di essere il migliore, scegli di cambiare. Sostituisci la tua caldaia con una condensazione. Dominerai i consumi e dominerai l'inverno. Il tuo orgoglio lo sa. Con la cessione del credito a Enigas e Luce benefici subito delle detrazioni fiscali. Fino al 31/12 una caldaia a condensazione con termostato smart può essere tua a partire da €799 e puoi risparmiare fino al 30% sui consumi. Chi cambia può andarne fiero. Scopri di più negli Energy Store Eni o chiama l'800 955 022.